Buonasera, buonasera e grazie. È la seconda giornata di Sardegna Mediterranea, l'isola del genio e dell'ingegno, e concludiamo la serata con un atteso dialogo, atteso perché sono due personalità che nella scena pubblica, nella loro fatica intellettuale, nella costruzione culturale, hanno argomenti e un punto di vista che ci accompagna ad un ulteriore passaggio di quella che poi è la sostanza inedita, vorrei dire, della nostra Italia come casa della scienza. È l'isola del genio e dell'ingegno. Alle mie spalle e intorno a voi avete il titolo di Sardegna Mediterranea. Il Mediterraneo è la terra tra i mari e quel che ci riguarda in punto di conoscenza, di saggezza e di sapienza è la consapevolezza di avere in questo mare un ulteriore traguardo in termini, lo posso dire perché i due interlocutori sono profondamente consapevoli del giacimento immenso di quel che la filosofia ha dato in termini anche di ricerca e di innovazione tecnologica. Un ulteriore passaggio che ci fa dire che tutto sappiamo del cielo, ben poco sappiamo di quel che c'è a 200 metri di profondità, e non cerchiamo certamente il pittoresco, cerchiamo un qualcosa che ci possa accompagnare ai traguardi anche in termini di risorse, di energia, di prospettive, dove il Mediterraneo, che se ne sta sopra l'Africa, racconta e descrive un qualcosa che è già adesso futuro. Il tema dell'incontro è già una suggestione che però ha una spiegazione e nel corso del dialogo avremo tutti i motivi per comprenderne le ragioni. Archeologia dello spazio. Io a questo punto, volendo accompagnare tutti voi e io per primo, in una dimensione speciale che è sacrissima e allo stesso tempo consapevole, tutta di scienza, chiamo sul palcoscenico una grande, straordinaria attrice, Viola Graziosi, affinché dia l'avvio a questa serata con le parole di Pavel Flareschi. Ecco la distesa sconfinata, fragorosa del mare. Innumerevoli riflessi argentei si accendono sulla sua superficie azzurra. È qui Poseidone? Si innalzano e si abbassano con la loro bianca criniera i cavalli marini. Le onde? Questo è Poseidone. Saltano i delfini, torcendosi come molle d'acciaio. È forse qui Poseidone? O forse è il mare nella sua totalità, in tutta la sua viva complessità? Ma allora perché lo si chiama Poseidone e non semplicemente mare? D'altro canto, se Poseidone è qualcosa di distinto dal mare, perché a volte si parla del mare chiamandolo Poseidone? La ratio, è chiaro, viene qui in qualche modo trascesa. Se diciamo che Poseidone non è altro che il mare, o viceversa, se diciamo che non lo è affatto, siamo comunque in errore. A volte Poseidone è il mare, a volte egli vive nel mare. In un momento il mare è parte di Poseidone, in un altro Poseidone è parte del mare. Per cogliere il senso di questa costante ambiguità delle idee religiose, dobbiamo innanzitutto porci la seguente domanda. Cosa sono propriamente gli dei antichi?
Gli dei, per la coscienza umana, sono qualcosa solo nella misura in cui ne esiste in qualche modo un'esperienza vissuta. Vale a dire che se si inizia un discorso sugli dei, si dovrà coerentemente ammettere che per una coscienza collettiva, ossia per la coscienza di una comunità che venera determinate divinità, gli dei sono necessariamente delle realtà. La posizione fondamentale di una qualsiasi filosofia della religione non può dunque essere che la seguente: gli dei non sono delle personificazioni e non sono riducibili a un modo ornato di esprimersi. Essi costituiscono effettive realtà. Effettive realtà, e noi provinciali dell'Orsa Minore, per dirla con Franco Battiato nella Via Lattea, noi siamo chiamati ancora una volta a dare il senso di quell'alba, quello che evoca Franco Battiato quando alle porte di Sirio un equipaggio sperimentale si preparava al lungo viaggio. E per comprendere il senso di questo lungo viaggio, in questo che abbiamo rappresentato nelle giornate qui a Cagliari, unitamente a Fondazione Monteprama e Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, io adesso chiamo qui i nostri ospiti, quindi Silvano Tagliagambe, filosofo, prego. In collegamento con noi c'è, certo, poi già in collegamento con noi c'è Luciano Violante, presidente di Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine. Ciao Presidente. Buonasera a tutti, buonasera professor Tagliagambe. E chiamo il presidente scusa, ma prego. Come sapete, problemi familiari mi impediscono di essere a Cagliari. Sì. Grazie Presidente, grazie di essere collegato con noi. E chiamo qui sul palco anche il Presidente Anthony Muroni, Presidente della Fondazione Monteprama. Prego. Presidente Violante, quindi io a questo punto tu sei collegato con noi, siamo pronti, darei la parola a Silvano Tagliagambe, anche perché mi ha insegnato il senso e il significato di Erice e lo ringrazio. Grazie a tutti voi, grazie dell'invito. Che cos'è il Mediterraneo? La lettura che vi è stata proposta così magistralmente è un brano tratto dalle lezioni che Florienski ha fatto all'Accademia Teologica di Mosca nel 1909. Lezioni straordinarie in cui appunto parla del rapporto tra il pensiero mitologico e la filosofia. È retrodata la nascita del pensiero razionale di cui noi siamo eredi dal VI secolo avanti Cristo, Mileto, in una colonia greca a cui è normalmente attribuita, tradizionalmente attribuita, la retrodata al XV secolo avanti Cristo con la nascita del pensiero mitologico, quindi con un'operazione di retrodatazione dal VI al XV secolo a.C., che è anche un'operazione di delocalizzazione, perché il pensiero mitologico non nasce in un unico paese del Mediterraneo, ma è l'espressione di tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, e la Sardegna ha avuto un ruolo importante, attivo, nell'elaborazione di questo pensiero. La forza del pensiero mitologico la possiamo vedere anche nel fatto che anticipa il destino del Mediterraneo e lo fa attraverso un mito raccontato da un grande poeta greco, Apollonio Rodio, III secolo a.C., che scrive le Argonautiche. E nelle Argonautiche parla del Mediterraneo e del potere di attrazione del Mediterraneo. E in pochi versi straordinario racconta la storia di un uomo, Bute,
che fu l'unico a tuffarsi nel Mediterraneo attratto dal canto delle sirene. E questo mito, raccontato in pochi versi, è stato riproposto e interpretato da uno scrittore francese, Pascal Guignard, in un'opera intitolata appunto Bote. Che cosa ci dice Florienski? Che il canto delle sirene in realtà è il canto del mare, il canto del mare, perché il mare ha una sua musica, ha una sua armonia che, se ben interpretata, attira in maniera irresistibile gli uomini. Nelle lettere ai miei figli, scritte quando Florienski, accusato ingiustamente di tutta una serie di reati da Stalin, era in un gulag in Siberia e poi verrà fucilato nel 1937, rievoca ai figli la sua infanzia e dice appunto: il canto delle sirene è il canto del mare, e lo descrive così. Scusate, non leggerò con la maestria di chi mi ha preceduto. Mi tornò in mente la struttura ritmica della risacca marina e della fuga di Bach, i ritmi antichi della mia anima. In effetti, il rumore della risacca si compone dei rumori della caduta di singole gocce di acque di mare. Noi le sentiamo, le gocce, come sentiamo anche la caduta della goccia e delle parti della goccia, e così all'infinito, quando tendiamo l'orecchio, quando ci abbandoniamo alla sensazione della risacca nel nostro cuore, nella profondità della nostra anima. È allora che scopriamo l'infinita dispersione del suono, sempre netto e asciutto nelle sue minime componenti. La superficie misteriosa e infinita del mare è infinita anche per quel che contiene, per il suo suono, così come è infinita per la granulosità finissima della sua luminiscenza. Il mormorio del mare è un'orchestra di un'infinità di strumenti. E questa orchestra attrae in maniera irresistibile, al punto che, come ci narra Omero, come tutti sappiamo, Ulisse non resiste alla tentazione di udirlo questo suono, ma con precauzione. Ulisse è l'eroe della tecnologia, anche se non tutti lo riconoscono così. È l'eroe della metis, della ragione pratica, dell'astuzia, e viene chiamato dai greci polymekanos, polimeccanico. E quindi in questa sua denominazione c'è la forza prorompente della tecnica, della tecnologia, e vuole ascoltare il suono del mare, ma vuole preservarsi dal suo fascino. Contrariamente a Ulisse, Bute, che era un rematore che sedeva in una panca di una delle navi che solcavano il Mediterraneo, è attratto senza difese da questo suono del mare e improvvisamente si avvicina al limitare, al ponte della sua nave, e si tuffa in mare per sentire da vicino questo suono e possederlo. Stava per raggiungere un'isola quando le onde e gli uccelli lo respingono, e stava per morire, per soccombere, quando Cipride, l'Afrodite marina, la dea della schiuma, Afros, la prima parte del nome significa appunto schiuma, Afrodite marina, Cipride lo salva, lo abbraccia per sollevarlo dalle onde del mare, e in questo abbraccio viene penetrata da lui, che le dona il suo sperma, e da questa unione rapidissima, fulminea, nasce un figlio che Afrodite chiamerà Erice e che costruirà la città in provincia di Trapani con il suo monte, dedicando un tempio ad Afrodite
Erice, appunto. Da qui la nascita di Erice. Ma qual è il significato profondo di queste poche righe di Apollonio che ci fanno riflettere? La congiunzione che Apollonio descrive prima che Afrodite lasci poi Bute al suo destino nel mare è la congiunzione, pensate, tra una dea nata dal mare, Afrodite, quindi da una nata dal mare, e Bute, un morto nel mare. E quindi in questo mito sta la congiunzione tra la nascita e la morte, tra il Mediterraneo come culla della civiltà e della cultura e il suo destino attuale di enorme sarcofago in cui sono sepolti coloro che in qualche modo nel mare trovano la loro morte e la tragica fine. E la cosa interessante è che questo scrittore francese congiunge questa mitologia tratta appunto dall'Argonautiche con una testimonianza archeologica che ci riguarda da vicino. Faccio una citazione. Dalla fine del periodo miceneo correva la leggenda di un'isola misteriosa sulle cui rive perivano i marinai attirati dal canto degli uccelli. Si raccontava che i naviganti, giunti all'altezza di queste coste, si facessero riempire le orecchie di cera per non essere portati fuori rotta e morire. Perfino Orfeo, il musico, non volle ascoltare quel canto continuo. Ulisse per primo ebbe il desiderio di ascoltarlo. Prese la precauzione di farsi legare mani e piedi all'albero maestro della nave. Solo Bute saltò, ebbe il coraggio di saltare. E secondo l'interpretazione che dà Guignard, questo tuffo è il tuffo che viene rappresentato poi in una straordinaria testimonianza archeologica trovata a Paestum e che risale al V-VI secolo a.C., e cioè il sarcofago del tuffatore. Prego la regia di mandare in onda questa straordinaria figura, un corpo maschile chiaramente scuro di pelle che sfida la retorica degli eroi greci tutti bianchi. Un corpo che 2500 anni fa discende con grazia attraverso l'aria, fissando gli occhi spalancati sul futuro. Il valore metaforico di questo famoso dipinto, ritrovato vicino a Paestum all'interno del coperchio di un sarcofago, quindi destinato all'invisibilità, ci esorta a pensare con il tuffatore, con la sua logica, e a non avere paura del tuffo verso il mare, verso la sua profondità, verso il suo futuro e verso l'ignoto, verso l'avvenire. Proprio perché resi forti dal solido ponte culturale costruito tra il passato prossimo, quello remoto e il futuro. E Florensky, nelle sue lezioni del 1999, parte proprio da qui. Dice: che cos'è che voleva fare il pensiero mitologico? Cos'è che ci ha insegnato? Ci ha insegnato a ricercare il comune dell'umano, quella tendenza che l'uomo ha irresistibile a dilatare l'ambiente in cui vive, per cui il pensiero mitologico univa in un'unica realtà la terra, il cielo, il mare, e pensava che come la terra veniva abitata dagli uomini, anche il cielo dovesse essere abitato, ma certo da esseri differenti dall'uomo, e diede a questi esseri un nome, la divinità. Guardate bene, dice Florensky, non gli dei, perché il pensiero mitologico non conosceva la soggettività, la personalità, non distingueva le persone degli dei, pensava il divino,
e articolava, secondo la logica della metamorfosi, della differenziazione, il divino, lo declinava diversamente a seconda dei contesti, degli ambienti in cui la divinità si esprimeva. Per cui Poseidone era lo Zeus delle acque, era lo Zeus che abitava le acque, e terra, mare e cielo erano uniti tra di loro da fenomeni che venivano governati dagli dei, in particolare uno, la pioggia, che gli dei, la divinità, come sappiamo, provocava attraverso il tridente i fulmini, e la pioggia era il modo di unire in un'unica realtà, di collegare il cielo e la terra e di rendere il cielo una terra incarnata. Ecco, il pensiero mitologico pensava al cielo incarnato, popolato di divinità. E proprio per questa lezione cercava di individuare nelle cose della sua esperienza vissuta un duplice aspetto, come è stato raccontato nella lettura che è stata fatta, il visibile e l'invisibile. Per cui il mare era certamente l'acqua, la sua massa d'acqua, ma era anche il Dio invisibile che lo governava e lo popolava. Per cui Poseidone e il mare erano tutt'uno, ma nello stesso tempo erano realtà distinte. E che cos'è, dice Florensky, la lezione che possiamo trarre da questa idea? L'idea è che il pensiero nasce sempre dalla meraviglia e dallo stupore, e che quindi il pensiero ha un'origine estetica, edonica, perché noi alla filosofia, alla ricerca scientifica, al tentativo di scoprire il significato profondo di tutto ciò che ci circonda, arriviamo proprio spinti dalla meraviglia e dallo stupore nei confronti dell'ambiente che ci circonda. E pensate che questa idea mitologica, che può apparire anche così ingenua, è stata rivisitata e viene riproposta dalle neuroscienze contemporanee, che ci dicono, c'è un bellissimo libro, l'ultimo, scritto da Giorgio Vallortigara, Il pulcino di Kant, che ci dà un duplice insegnamento. Il primo è questo: alla base del pensiero cognitivo, sta l'affettività. Sta l'affettività perché noi non possiamo separare l'affettività dalla cognizione. Un neuroscienziato genetista che non indulge certo al fascino della filosofia, dal quale spesso si ritrae, e cioè Edoardo Boncinelli, referente della storia della festa di Scienze e Filosofia di Foligno, ha questa immagine meravigliosa che vi voglio riproporre perché spiega tante cose. La percezione è sempre finalizzata all'azione, ma l'azione non ci può essere senza una motivazione o un'aspettativa positiva. La percezione e la mente cognitiva ci suggeriscono come compiere un'azione. L'emotività, l'affettività ci danno una ragione per compierla e ci spingono a farlo. La cognizione e la ragione si comportano come gli argini di un fiume in piena, ma l'affettività è la gravità della sua massa d'acqua. Noi siamo prima di tutto il fiume, questa gravità, questa massa d'acqua, e secondariamente gli argini, anche se la nostra evoluzione culturale ha teso a richiamare la nostra attenzione più su questi ultimi, non fosse altro perché le loro vicende si prestano meglio a essere raccontate e tramandate. Noi esseri umani abbiamo sviluppato molto il nostro lato cognitivo, arrivando a coltivare la ragione se non una razionalità spinta. Ed è giusto che prendiamo tutto ciò molto sul serio.
Occorre però ricordare che la ragione ci aiuta a vivere, ma non ci motiva a farlo. Nessuno di noi vive per motivi razionali, bensì perché siamo portati a vivere, e per vivere bisogna voler vivere. E questo la mente computazionale e la ragione non lo possono garantire. Vale anche la pena di sottolineare che abbiamo individuato diverse aree cerebrali impegnate nella gestione dell'affettività, ma nessuna devoluta alla razionalità. E questa, in sostanza, il corpo estraneo e nuovo presente in noi, non le emozioni. Perché ho voluto leggere questa cosa? Perché noi oggi, se guardiamo alla nostra situazione, alla nostra cultura, alle idee circolanti, non possiamo che prendere atto del fatto che stiamo procedendo sempre di più ad innalzare e a rafforzare gli argini e a concentrare la nostra attenzione sugli argini, dimenticando che gli argini sono fatti per gestire l'acqua del fiume in piena, l'acqua del mare. E mentre invece il pensiero mitologico era attratto, Buddha insegna, da quest'acqua, perché la considerava l'espressione del nostro vissuto. E dicevo, Vallortigara ci dice due cose che sono importanti, sulle quali poi farò una brevissima sintesi per non occupare troppo spazio, che è questa. La prima, non dobbiamo dimenticare che l'origine di ogni nostra forma di percezione e di operazione intellettuale sta in primo luogo nelle reazioni che noi proviamo quando uno stimolo esterno stimola e agisce sul nostro bioconfine, cioè sulla nostra pelle. E queste reazioni sono positive o negative, piacevoli o non piacevoli, per cui alla base della conoscenza c'è sempre, questo le neuroscienze lo ribadiscono con estrema attenzione, una reazione di carattere edonico, un'emozione, l'espressione di un'affettività. È su questo che costruiamo la nostra esperienza. Un'altra cosa si chiede Vallortigara, ma l'esperienza, il vissuto, gli stimoli, l'affettività sono sufficienti a dar ragione della nostra esperienza? E la sua risposta, ecco perché intitola la sua opera Il pulcino di Kant, è radicalmente negativa. Senza guide per l'orientamento, per il pensiero e per l'azione, noi saremmo preda delle tante, troppe relazioni e stimolazioni che ci provengono dal mondo esterno e non sapremmo come orientarci. Che cos'è che ci fa orientare? Guide cognitive che sono a priori per l'individuo e a posteriori per la specie. Sono l'espressione di un tempo lungo, di un accumulo filogenetico e quindi provengono da lontano, provengono da un passato remoto. Per cui la nostra esperienza non solo è intessuta di memoria, della memoria di un passato estremamente, ma è guidata da questa memoria. E se noi obliteriamo la memoria, se releghiamo in secondo piano i ricordi, come stiamo facendo, restiamo senza guida e non c'è da stupirsi allora se ci perdiamo nella complessità. E allora, dice Florienski, ci sarebbero tantissime cose da dire, il pensiero mitologico è alla radice del comune dell'umano perché ci ha insegnato proprio questo, intanto, a pensare senza gerarchie alla coesistenza di passato remoto, presente e futuro, anzi non futuro, ma avvenire, perché il futuro è la proiezione
nel domani delle regolarità del passato. Quindi è qualcosa che possiamo pensare meccanicamente, mentre l'avvenire è aperto. E noi sappiamo di poter essere artefici di questo destino. Dostoevskij, come sapete, nel pensiero ortodosso non c'è il purgatorio, nell'aldilà c'è soltanto l'inferno e il paradiso, ma il perché ce lo spiega Dostoevskij. Per il pensatore ortodosso, per me, come per tutti quelli della nostra cultura, il purgatorio è la terra e sono le nostre azioni, il nostro pensiero, il nostro modo di fare, che è l'azione dal quale dipende se questo purgatorio si trasformerà in un inferno o in un paradiso. Vi ringrazio. Grazie. Prego, Silvano. Grazie. Grazie, ancora grazie. Guide cognitive. Dunque un nomos. Ci è dato sempre questo compito, quello di pensare, costruire un nomos. Questo incontro reca come titolo Archeologia dello spazio. Silvano Tagliagambe prima ha spiegato bene come il primo istinto che accompagna la conoscenza è quella di esserne stupefatti. L'occhio sul telescopio porta alla stupefacente presenza dello spazio e quel che vediamo ci impegna in un vero e proprio lavoro di archeologia. Vorrei dare la parola al presidente Luciano Violante. Il nomos e lo spazio. Buonasera. Buonasera, come ho detto prima, mi scuso ancora una volta, i miei impegni familiari pensavo finissero, non sono finiti, mi scuso anche con il presidente Moroni per questa mia assenza e con Silvano Tagliagambe al quale devo la conoscenza di Foreschi che non conoscevo, devo dirle, e avendo letto una sua lezione, dopodiché ho comprato un po' di libri di Foreschi, mi sono precipitato nello studio e nella lettura. Beh, una lezione così non si commenta naturalmente, non può esserci un dibattito. Ma quello che voglio dire è questo, che insomma noi siamo alla ricerca nella nostra vita, nella complessità della nostra vita continua di nomos, di punti di riferimento centrali attorno ai quali sviluppare i principi, i ragionamenti. Ecco, quando abbiamo parlato dell'archeologia dello spazio, forse ricorderà il presidente Moroni, abbiamo fatto riferimento a una questione che quello che noi vediamo nello spazio è ciò che c'è stato, non che c'è adesso. Il Sole ci arriva, la luce del Sole ci arriva 8 minuti dopo, Andromeda ci arriva 2.500.000 anni luce dopo e così via. Cioè, noi, quando guardiamo il cielo guardiamo il passato e questo problema del passato e del presente credo che sia abbastanza, come dire, attraversa abbastanza anche la nostra esistenza. Tutto quello che facciamo appena fatto diventa passato e trovare le connessioni tra quello che abbiamo fatto, quello che facciamo e quello che faremo è possibile se hai dei centri di riferimento, dei punti di fondo. Prima si parlava di nomos, professore, per questo motivo, perché dopo il nomos della terra e il nomos del mare, il problema è cominciare a pensare al nomos dello spazio, cominciare a pensare a principi regolatori che riguardino le attività spaziali. Perché da quello dipenderà molta parte della nostra vita, già adesso dipende molta parte della nostra vita e sarà sempre di più. E qui siamo deboli, su questo terreno siamo deboli e credo che la filosofia debba aiutarci a ricostruire un ragionamento per un ordine, come si è tentato faticosamente di costruire un ordine sulla Terra, come si è tentato faticosamente di ricostruire un ordine sul mare, bisogna tentare faticosamente di ricostruire un ordine nello spazio. La seconda questione è questa, a mio avviso: perché il Mediterraneo è un mare ricco di divinità? Perché era attraversato, era vissuto. L'unica strada per congiungere le terre del tempo era il mare. E
il fatto che tanti popoli diversi usassero il mare, come sapete, ha dato origine anche ad una lingua un po' particolare che usavano i marinai del Mediterraneo, per intendersi di loro pur appartenendo a nazionalità diverse. Ed è una cosa che ci ha colpito nei nostri studi, è questa, che la rotta che i Fenici tenevano per andare dalla costa est, diciamo quella che più o meno Libano, Israele, eccetera, adesso, verso l'ovest, è la stessa costa che perseguono i cavi sottomarini. I cavi sottomarini fanno la stessa rotta dei Fenici oggi. Questo non per ragioni romantiche, ma perché se guardiamo bene come è costruita la carta geografica, la posizione dell'Italia, l'Italia è molto trasversale rispetto al Mediterraneo, non è dritta come rappresentano le carte geografiche, è veramente molto inclinata. Quindi dovevi necessariamente sbattere se partire dalla Grecia o in Puglia o in Calabria o in Sicilia. Di qui le numerosissime leggende, le grandi leggende che riguardano il Mediterraneo. Un punto però mi colpisce molto, e non so se il professor Floreschi, professor Tagliagambe può darsi un suggerimento su questo. Per quale motivo le divinità così diverse da quelle greche? Perché le divinità greche le ritroviamo sui vasi etruschi, le troviamo sulle pitture etrusche. Non le troviamo invece le divinità greche, quel tipo di divinità non le troviamo a Roma. Il Giove greco, che è il Giove che scorazza sul mare, che feconda a destra e a manca, eccetera, non è lo Jupiter romano. E le divinità romane sono molte divinità di terra. Il popolo romano si è esteso più per terra che per mare, dopo il mare. Il popolo greco forse ha poi utilizzato il mare, forse questa è una delle differenze, però capire bene per quale motivo c'è questa grande differenza tra il proliferare di divinità marine nella cultura greca e in parte in quella etrusca e il mancare di divinità che abbiano questa forza anche, come dire, sentimentale, erotica anche nella cultura romana. A me pare, infine, che quando ragioniamo attorno a questi temi dobbiamo tener conto che parliamo di realtà che nei secoli hanno connesso esperienze, storie, lutti, tragedie, vittorie, hanno connesso umanità con tanti aspetti diversi. Sull'Adriatico, per esempio, recentemente è stato pubblicato un libro bellissimo sulla storia dell'Adriatico, che è una storia un po' diversa dal resto del Mediterraneo. Quindi ci sono tanti Mediterranei probabilmente, e sui quali forse bisognerebbe discutere più a lungo, anche per individuare nei diversi Mediterranei quali sono quelli che più rispondono ai modelli che Floreschi ci proponeva. Credo che Floreschi avesse davanti il modello greco sostanzialmente, d'altra parte, infine, ho l'impressione che ragionando attorno a queste categorie, al modo in cui noi riusciamo ad entrare nel reale, il problema principale che abbiamo è porci dei grandi punti di riferimento. La crisi della modernità ha frantumato il reale e ci ha privato della possibilità di avere grandi categorie unificanti. Qualcuno parla di neomoderno, forse è vero, però oggi noi abbiamo bisogno, anche partendo dal tipo di riflessioni che adesso il professor Tagliagambe, di individuare come si costruiscono di nuovo grandi categorie uniche del reale che ci consentono di capire quello che accade, di interpretare, di avere chiavi di lettura. E la mancanza di chiavi di lettura credo che costituisce uno degli aspetti delle trasformazioni che non riusciamo a capire. Siamo in un cambiamento d'epoca, ha detto qualcuno, non siamo in un'epoca di cambiamenti. Nei cambiamenti d'epoca ciò che ci sembrano crisi forse sono solo trasformazioni. Sta la filosofia però a farci capire se siamo di fronte a crisi o trasformazioni, e se si tratta di trasformazioni forse dipende solo da noi evitare che diventino crisi. Quindi io trovo di grande importanza un contributo che un pensiero filosofico può darci in questi tempi, non tanto per consegnarci sicurezze, quanto per consegnarci metodi di pensiero e di organizzazione del pensiero. Grazie. Ovviamente converrete che è un assoluto privilegio per tutti noi assistere a questo dialogo, ascoltare questo dialogo. A questo punto chiedo a Viola Graziosi di riportarci
nell'atmosfera di questo nume, qual è padre Pavel Florensky, ho aggiunto proprio la parola padre perché stiamo parlando di quello che è considerato il Leonardo da Vinci dei russi, grande scienziato, contemporaneamente grande filosofo, grande letterato, grande matematico, grandissimo nell'umile fatica di fabbricare le icone e alle icone affidare il tramite che accompagna l'esistenza nostra e quella del cielo. Dal sottosuolo della Naturphilosophie ionica vedrete dunque emergere i tratti vaghi di uno dei più importanti concetti della filosofia, il concetto di sostanza e più specificamente di materia. Vedrete inoltre affiorare dalle stesse idee religiose un secondo concetto fondamentale della filosofia, il concetto di essenza, di legge. Affinché possiate meglio orientarvi tra i dettagli della ricerca, anticiperò ora la seguente considerazione. L'idea della divinità genera il concetto di sostanza. L'idea della preghiera, a sua volta riconducibile all'idea del nome, giacché la preghiera non è altro che il nome dispiegato, genera il concetto della legge, dell'essenza et sim. Il Dio e il suo nome. Ecco in effetti il germe ab origine dualistico dal quale si svilupperà in seguito la filosofia. Questo dualismo ancora esiste e tende a restare tale. Si pensi per esempio al contenuto e alla forma dell'esperienza in Kant, essendo superabile solo nell'esperienza mistica, ossia in un ritorno al vissuto religioso dal quale è scaturito. Arriviamo così alla teofania, questione fondamentale perché al di fuori di tale questione non si dà alcuna filosofia della religione, ma soltanto un discorso su temi storico-religiosi e archeologici. Si può dire che nel modo in cui si affronta tale questione sia contenuto l'elemento più profondo di una filosofia della religione, anzi v'è forse implicata in nuce l'intera filosofia della religione. In effetti il compito di una filosofia della religione sta innanzitutto nel chiarire non come siano nate le idee relative agli dei, ma in cosa consista la realtà degli dei per coloro che li venerano. Vale a dire che essa deve innanzitutto chiarire in che senso gli dei sono reali. Eppure, nonostante la natura evidentemente essenziale della questione, appare sorprendente come i nostri studiosi non solo non l'abbiano adeguatamente affrontata, ma continuino pervicacemente a ignorarla, per non dire che non ne sospettano neppure l'esistenza. Lo ripeto ancora una volta, la religione, religio, è un legame. Essa si dà nella relazione dell'uomo con Dio. La radice di tale relazione è l'incontro diretto, faccia a faccia, con il divino. Dunque, la teofania, l'apparizione di Dio, l'esperienza religiosa. Qualsiasi teologia è una scienza sperimentale. Essa non è affatto una scienza speculativa o astratta. Si tratta, come la chiamava Corderius, di una sapientia sperimentalis. Ma cos'è una teofania? La questione può essere a sua volta suddivisa nelle seguenti domande. Cos'è o chi è l'uomo? Domanda metafisica. Come avviene il processo di percezione? Domanda gnoseologica. Come viene vissuta questa apparizione? Vale a dire, qual è il rapporto della teofania con l'esperienza personale? Domanda psicologica. Qual è il valore di una teofania? Ovvero, come viene classificata in una scala dei valori? Domanda timologica. Scusate, una brevissima notazione. Abbiamo voluto mettere questo passo
proprio perché in questo passo è spiegato come e perché Florensky ritenga che alla base della filosofia vi siano le categorie già elaborate dal pensiero mitologico, quella di teofania, quella di metamorfosi, quella di sostanza, e come a Mileto, nel VI secolo a.C., la filosofia abbia raffinato e declinato in forma laica un pensiero che nel suo tessuto concettuale più profondo era stato già elaborato dal pensiero mitologico. Grazie. Grazie. Stiamo parlando, abbiamo ascoltato le parole di una persona profondamente mite, serena, uno studioso, appunto, come ha spiegato bene Silvano Tagliagambe, innamorato della fatica tutta di gioia della speculazione e della ricerca. Sono le parole di una persona mite che piano piano avanza nel frattempo che una condanna a morte deve essere eseguita. La sua condanna a morte viene accompagnato alla fossa dove dovrà essere precipitato, dove prima di lui tanti sono già precipitati, dove altri dietro di lui sono prossimi ad essere precipitati. Il soldato che impugna la pistola gliela punta sulla nuca nel frattempo che sono arrivati proprio sul ciglio della fossa, non si accorge di un gesto improvviso che padre Pavel Florensky fa. Si volta, lo guarda, gli punta gli occhi sugli occhi, gli sorride e dice: ricordati sempre di guardare il cielo. Un attimo di pausa. Lo sparo precipita nella fossa. Da quel momento in poi il soldato che ha sparato non ha fatto altro che inseguire il cielo. Presidente Violante, se è ancora collegato, ancora... Il Presidente è ancora collegato? Luciano, sei collegato? Sì, mi ascoltate? Sì, sì. Sì, ecco, se vuoi ancora dare No, un un tuo cenno contributo. soltanto. Non so, a me sembra che in realtà, può darsi che mi sbagli naturalmente, no? Che il punto reale della filosofia della religione è il rapporto con la morte. E attorno a questo c'è tutto il dilemma del pensiero religioso. E appunto a Talete chiesero che cos'è il divino, no? E con riferimento anche a ciò che è divino e ciò che è umano, ciò che è umano muore. E se è divino ciò che non ha mai avuto inizio, non avrà mai fine. E siamo nel VII secolo a.C., credo, se non erro. E quello era un pensiero religioso, naturalmente, e poneva il divino a fuori della morte. Ecco, io penso che gran parte della filosofia della religione un altro lato, ogni tanto ci richiamata Pietrangelo, un altro posto, di quel passaggio in cui Dio dice: io sarò quello che sarò, rispondendo a Mosè. Secondo alcune versioni è io sono quello che sono, ed è una risposta brutale, abbassa la cinesca, io sono quello che sono e basta. Io sarò quello che sarò è un'altra cosa, lo vedrete nella storia, quello che sarò. E quindi forse in questa storia c'è un posto anche per gli uomini, c'è un posto anche per il rapporto tra l'umano e il divino, perché io sarò quello che sarò vuol dire che non è tutto scontato, non tutto è chiuso, non tutte le storie sono finite. E quindi in questo senso penso che... E quindi domani non sappiamo se il braccio di ferro si è concluso, se lo scontro, il conflitto tra distruzione e costruzione, tra bene e male, possa considerarsi concluso. Perché se fosse concluso, che senso avrebbe vivere? Che senso avrebbe la nostra vita sulla Terra? Se il gioco del bene e del male fosse chiuso, quale sarebbe la ragione?
questo senso io credo che il nostro pensare, il nostro riflettere, come ha fatto il professor Tagliagambe stasera e in tante altre occasioni, sia cercare di dare un senso alla vita e permettere che la vita abbia un senso e permettere quindi che la vita possa misurarsi con le grandi questioni ultime. La religione ci aiuta in questo, perciò a me pare che il dato di fondo della filosofia della religione sia proprio che è l'essenza poi dell'essere umano. Rapporto non concluso che quando quel Dio dice io sarò quello che sarò, dice apre una porta su un orizzonte oscuro. Non sappiamo quello che verrà. E in gran parte quello che verrà potrà dipendere anche da noi direttamente. E ricercare motivi, ragioni, linee filosofiche che passano dal divino all'umano, io credo che sia un enorme compito della filosofia e che ci aiuta, come dicevo prima, a dare un senso a quello che facciamo, a quello che diciamo. Ecco, a me pare, ecco, molto brevemente, che dalle cose che sono state lette e dette si trae questo principio di fondo, per costruire per il bene, diciamo così. Perché se quella questione fosse chiusa, a questo punto dovremmo chiederci che senso ha la vita. Se invece quella questione non è chiusa, tutto questo ci consente di impegnarsi, di riflettere, di lavorare, di studiare, di dire al tuo assassino ricordati di guardare il cielo, perché hai una prospettiva davanti che ti si apre. Ecco, solo questo volevo dire. Grazie Presidente, grazie. Un assoluto privilegio avere potuto assistere e ascoltare questo dialogo. Io a questo punto ho soltanto da pronunciare la parola grazie. Grazie Giorgio Murru per il lavoro di questi giorni, per quello che ci sarà ancora domani. Grazie Anthony Muroni, grazie alla Fondazione Monteprama che ci ha invitato, a noi di Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine. A questo punto io prendo il posto tuo sulla poltrona e ti lascio al podio per le conclusioni. Grazie. Grazie Pietrangelo. Dio mi perdoni naturalmente l'assenza di umiltà di aver accettato l'ordine, non l'invito del direttore scientifico di Sardegna Mediterranea di prendere la parola dopo Silvano Tagliagambe, Luciano Violante e Pietrangelo Buttafuoco per confrontarmi o per chiudere indegnamente il ragionamento che loro hanno avviato. Io non sono filosofo, non sono archeologo, sono un umile artigiano della penna e della risoluzione delle cose pratiche. E a una cosa pratica mi riferisco dicendo che mi sono molto fatto influenzare in questi mesi da quanto innanzitutto Silvano ha avuto la gentilezza di trasferirmi e di invitarmi con questo trasferimento ad approfondire, a studiare, a ragionare su un punto di vista che poi è quello che ha proposto qua, ma che mirabilmente ha proposto nel luglio scorso durante il Festival dell'Archeologia a Santa Cristina di Paoli Lattino e ha riproposto al Salone del Libro di Torino, quando una folla incantata si è fermata quasi casualmente ad ascoltarlo, andando a ingrossarsi sempre più e ricavando una sensazione di assoluta beatitudine da quello che lui in quel momento, in maniera così imprevista per quei visitatori, ha raccontato, in maniera così mirabile, così fluida, così densa di significati, eppure con un linguaggio semplice che è stato colto nell'immediatezza. Facevo riferimento a una soluzione pratica, a un problema pratico che devo risolvere e per la cui soluzione mi sto molto ispirando dai ragionamenti fatti con Silvano, ma anche da una delle riunioni che abbiamo fatto col Presidente Violante nelle settimane precedenti a questo evento. In questi mesi sono stato chiamato, casualmente presiedo la Fondazione Monteprama e casualmente una casa di produzione mi ha chiesto, visto che ho questo impegno e visto che mi avvicino, ho la fortuna di avvicinarmi alle persone che studiano, che curano, che raccontano quell'epoca così ancora sconosciuta, quella dei giganti di Monteprama, ma anche quella dell'inizio, anzi del trasferimento, del passaggio tra la civiltà nuragica e
la fondazione della città di Tarros a opera dei cartaginesi, con 1 secolo e mezzo che è ancora tutto da raccontare, di passaggio, 1 secolo e mezzo intermedio che ci lascia tantissimi interrogativi. E dunque sono stato invitato a scrivere un soggetto che poi sarà trasposto in un moderno, forse nel più moderno attualmente, mezzo di comunicazione di massa, che è quello del docufilm, della docuserie, per raccontare in maniera cinematografica un periodo ancora non indagato e non raccontato. Allora far scrivere questa cosa a un giornalista che ha anche qualche esperienza in quel settore, ma digiuno quasi totalmente di pensiero filosofico così approfondito e soprattutto di capacità di leggere il passato e l'antichità con gli strumenti dell'archeologo, ho dovuto fare ricorso ad altri tipi di soluzione pratica. E allora ho ragionato. Cosa cerca l'uomo di questo secolo nell'esplorazione degli astri e nelle esplorazioni sottomarine, quelle che Pietrangelo all'inizio di introducendo questa serata ha ricondotto ancora una volta a una soluzione di problemi pratici, anche legati alla nostra economia, alla produzione di energia, ai traffici, alla circolazione dei dati, alla circolazione dell'energia. Anche il presidente Violanti ha richiamato questi cavi che oggi ci consentono di vivere proiettati nel futuro, dando per scontate un sacco di cose che naturalmente fino a pochissimi decenni fa scontate non erano, ma erano tutte da conquistare. E allora io penso, credo, racconterò, basandomi su questo, che non è cambiato lo spirito degli uomini e delle donne che si affacciano a indagare gli astri con uno strumento ipermoderno come quello dell'interferometro, dell'Einstein Telescope, che va a indagare ciò che è sconosciuto e ciò che è distante centinaia è il futuro, ma forse anche il passato, diceva il presidente Violante, quello che andremo a scoprire e a indagare con quei mezzi. Ma cosa stiamo facendo? Stiamo andando a risolvere quella che oggi è la nostra priorità, perché non ne abbiamo di più cogenti. Andiamo a scoprire un qualcosa di infinito, di sconosciuto, perché andiamo a soddisfare un nostro bisogno. Così come quello che indaghiamo nel XXI secolo sotto il mare che c'è sempre stato da quando l'uomo ha cognizione di sé, oggi ha una presenza e pone degli interrogativi o pone delle opportunità che sono diverse in base a quella che oggi è la percezione dell'uomo e che oggi è la soluzione dei suoi bisogni. E allora, per non divagare oltre, per andare a raccontare l'uomo di Monteprama, per andare a pensare a un soggetto credibile da trasfondere poi in un docufilm o in una docuserie, cosa ho pensato di fare? Ho pensato di andare a ritroso, rispondendo alle domande legate proprio alle esigenze che via via mutavano nell'ispezione o nella ricerca di risposte che diamo guardando gli astri o indagando quello che c'è sotto il mare. E allora ho pensato, tutte le arti, quelle che noi studiamo oggi nella contemporaneità e a ritroso, quelle che ci hanno lasciato una traccia e che sono alla base degli studi classici dell'umanesimo, in tutte le arti noi troviamo immediato riferimento al cielo. Per gli inglesi il cielo normale è the sky, il cielo. Il paradiso di Even è un'altra cosa. Trovano 2 parole diverse per descrivere quello che noi raccontiamo in una sola parola, il cielo che è anche quello dei cristiani o quello delle altre religioni, è il tramite col trascendente, il tramite con altre entità verso le quali noi guardiamo per rispondere a domande che non sono invece immediatamente risolvibili nella praticità. E allora dicevo i classici, i poeti, i cantanti, ogni tipo di arte diversa si è riferita al cielo e all'acqua. Le religioni, la religione cristiana per
evitare in questa fase di andare a indagare in altre cose sulle quali non sono preparato. Ma la religione cristiana ha guardato da sempre a questi elementi come quelli attraverso i quali indicare risposte pratiche al messaggio che si voleva diffondere e nel quale si pensava di far riconoscere una moltitudine di persone, anzi, se fosse possibile, con l'evangelizzazione, tutto il mondo conosciuto. Ma fin dall'antichità il cielo, dunque anche per l'uomo di Monteprama, il cielo era il luogo della trascendenza e dell'aldilà anche. Era solitamente contrapposto alla dimensione immanente della terra, alla quale tuttavia esso poteva riconnettersi attraverso una sorta di perno universale, no? Il professore mi corregga se sbaglio, che era chiamato axis mundi o albero cosmico. L'elevazione verso il cielo c'è anche questo, nella religione cristiana, con cui i profeti, incarnatisi sulla terra, spesso vi hanno fatto ritorno, è detta ascensione, cioè il corpo torna da dove è stato generato, verso il cielo. E ancora sono 2 o 3, ma ce ne sarebbero infinite, di riferimenti alla terra, al cielo e al mare, anche nei momenti decisivi del Nuovo Testamento e del racconto della parabola della vita terrena di Gesù Cristo. Gesù che attraversa il mare, vince il mare, è più forte del mare, un mare che fino ad allora era stato rappresentato come luogo di tutti i disastri, di tutti i mostri, di tutto ciò di negativo che poteva riversarsi sulla terra e sul mondo conosciuto. E il cielo, che si oscura, si fece buio su tutta la terra e reagisce in maniera dirompente alla fine dell'esperienza terrena di Cristo voluta dagli uomini, è un segno verso il quale o attraverso il quale l'uomo descrive il senso di un giudizio atteso rispetto a un'azione che evidentemente qualche rimorso lasciava. È vero, non è vero, è un racconto, è una storiella, non è questa la sede, non è importante. È la percezione nei secoli, nel tempo, in ogni tempo l'uomo ha raccontato il suo rapporto col cielo e col mare rispondendo ai bisogni di quel tempo. Da oggi, tornando a ritroso. Dunque chiudo dicendo che grazie all'intuizione o alla direzione che anche oggi abbiamo sentito percorrere il soggetto che indegnamente proporrò, legato alla vita dell'uomo di Monteprama, sarà fortemente connotato da questo rapporto. Il rapporto verso il cielo, verso gli astri, verso l'indagine che spesso doveva rispondere a un bisogno primario di uomini e donne che vivevano secondo quella che era la loro esperienza, non potevano far riferimento a studi o a racconti o a esperienze di gente lontana. Esperienza maturata in maniera endogena, quasi sempre, qualche volta attraverso i confronti, attraverso l'arrivo, lo scambio di esperienze, poche volte anche in maniera esogena, col confronto con le altre tribù o le altre popolazioni che arrivavano o si facevano raggiungere dai sardi che hanno anche navigato. La necessità di attualizzare il più possibile per rendere facilmente comprensibile quel messaggio non dovrà in me, in chi guarderà, in chi lo produrrà, in chi lo correggerà, in chi lo realizzerà in maniera diversa, non dovrà mai scordare che certo non possiamo rappresentare l'uomo di Monteprama o l'uomo di Tarros che 3 secoli dopo, 4 secoli dopo favoleggiava e raccontava le gesta degli uomini di Monteprama secondo i desideri o le consuetudini di oggi.
era un mondo diverso, ma forse non era diversa una cosa, un'unica cosa, quella di confrontarsi appunto col cielo e col mare. Grazie a tutti. Un applauso a Viola Graziosi. Prego.